Pronti? 1, 2, 3. Questa è quella buona con veloce Today Winner Font che prende la testa nei confronti di Corcovado che si sistema secondo. In terza posizione Enola Gay Treb che precede Astecca Dimar, poi ancora allo steccato Hermione Pell, mentre prova a puntare in avanti Castiglione che si muove in terza ruota. Non è partito troppo bene Dandy De Godrel che ora prova a seguire le mosse di Castiglione. Il parziale di Castiglione che risale il gruppo, arriva al lato di Today Winner Font dopo 400 metri passati in meno di 31, passa Castiglione al comando. E così Castiglione in vantaggio nei confronti di Today Winner Font, all'esterno Dandy De Godrel, poi ancora Corcovado, quindi Enola Gay Treb, mentre alla corda rimane ancora Astecca Dimar e all'esterno c'è Quadrado Wise. Si vanno a completare i primi 800 metri di gara che il battistrada Castiglione passa con una frazione comoda in 1,1,5 e Dandy De Godrel lo affianca. Il chilometro passato in 1,17 sul mio, si viene sotto le tribune con Castiglione che guida, Dandy De Godrel di fuori, la mossa in mezzo alla pista da parte di Errol Flynn Treb che trova l'anticipo di Daddy P e così viene una corsa movimentata, sbaglia Errol Flynn Treb, sotto alle tribune numero 7 parziale Flynn Treb, più svelto perché ora Dandy De squalificato. Godrel prova a mettere sotto pressione Castiglione che cerca di difendersi arroccandosi alla corda. Curva di destra girata in 15, insiste Dandy De Godrel che mette a sedere Castiglione, cerca di non perdere le tracce del nuovo battistrada Today Winner Font, poi in quarta posizione Corcovado avanti ad Hermione Pell, il miglio di gara passato in 2-3 e Dandy De Godrel è in vantaggio nei confronti di Today Winner Font, poi Corcovado che passa in terza posizione, Dandy De Godrel in vantaggio nei confronti di Today Winner Font e di Corcovado che prova a far l'arrivo, in vantaggio Dandy De Godrel, insiste Corcovado in mezzo alla pista, lo scatto di Corcovado che va su Dandy De Godrel che prova a difendersi, Corcovado e Dandy De Godrel, Corcovado passa e vince nel finale su Dandy De Godrel, al terzo Today Winner Font. 1,17,6 il doppio chilometro per il successo di Filippo Monti in salchi a Corcovado. Battista Congiu per i colori di Rino Ferri, il lavoro di Claudio Ferri di tutti i giorni, la vittoria di Corcovado con il parziale finale viene a piegare Dandy De Godrel, mentre per il terzo posto a contatto c'è Today Winner Font 392, in numeri il probabile arrivo dell'ottava.